con il Cardinal Zuppi, come si andrà avanti? Beh, è un ottimo rapporto, persona che ho sempre stimato e non lo dico per piaggeria, non avevo dubbi sul fatto che desse la sua disponibilità a fare, diciamo, per un confronto. No, ovviamente non diffondo la sua lettera perché è una lettera riservata che mi ha mandato. Devo dire che insomma, come dico io, non ci sono cattolici buoni, cattolici cattivi. Ci sono, diciamo, mi rifiuto di pensare che qualcuno possa pensare in giro per l'Italia che ci sia qualche italiano che vuole far morire di fame qualche altro italiano. L'autonomia deve essere un'opportunità per tutti e lo è. Ecco, però qui sta creando sempre maggiore frattura, è bastato sentire cosa ha detto De Luca a Treviso l'altra sera, qui si va alla guerra civile se non si trova una mediazione. Ma guardi, io le dico una cosa, che i fondi della sanità sono divisi in maniera, diciamo, quasi da farmacia, in maniera al centesimo tra le regioni con dei parametri. Penso anche che non si possa dire, non sia corretto dire che se le cose vanno male in qualche regione è colpa delle regioni dove le cose vanno bene. È un tema di efficienza e dall'altro è un tema di mala gestione, non lo attribuisco agli attuali governatori, ma di decenni che si sono trascinati. Insomma, vorrebbe dire essere ipocriti, non riconoscere che alcune comunità del sud hanno avuto grossissimi problemi storicamente che si sono radicati e hanno consegnato quello che oggi è un disservizio, una mala gestione che è diffusa.